C'è un'immagine che resta. Una strada buia alle porte di Bologna, un'auto ferma, 2 uomini scendono e sparano, senza parlare, senza volto, senza esitazioni. Sull'asfalto resta un corpo, a terra, il sangue di un giovane carabiniere sardo. Si chiama Umberto Erriu, ha solo 24 anni. Non c'è un conflitto a fuoco, c'è un'esecuzione. È un'auto che riparte nel buio, una Fiat Uno bianca. Quella sera sarà la costante di un orrore lungo 7 anni. Io sono Michela Mancini e ora vi racconterò la storia della Uno bianca e il sangue sardo nella scia di morte. «20 aprile 1988, Bologna. È una sera apparentemente normale. Il cielo ha ancora un riflesso di luce, le finestre si accendono, il traffico scorre. Ma tra i vicoli una Fiat Uno bianca gira da ore, senza targa. Alle 21:30 una segnalazione. Un'auto sospetta vicino alla Coop di Castelmaggiore. La pattuglia del nucleo radiomobile arriva sul posto. A bordo 2 carabinieri, Umberto Erriu, 24 anni, e il collega Cataldo Stasi. I 2 si avvicinano all'auto. Non sanno che lì dentro c'è Fabio Savi, mente e mano della banda più spietata della storia criminale italiana. Savi apre il fuoco con un fucile a pompa calibro 12. Umberto viene colpito in pieno volto, muore all'istante. Il collega, ferito, riesce a reagire e a chiamare i rinforzi. Ma i killer fuggono. La Uno bianca sparisce. Oristano, 21 gennaio 1964. Nasce Umberto Erriu in una famiglia dove l'arma è una vocazione. Il padre è appuntato. Le divise sono appese dietro la porta. I valori si trasmettono nel silenzio. Umberto cresce tra sport e disciplina. È atleta, eccellente nel mezzo fondo. Ma la corsa vera inizia a 20 anni, quando si arruola nei carabinieri. Passa per il centro sportivo dell'Arma, poi al secondo battaglione Liguria di Genova. Viene trasferito a Castelmaggiore. Ha solo 24 anni. Ma già porta il peso della responsabilità, una responsabilità che lo condurrà a incrociare la furia glaciale della Uno bianca. Tra il 1987 e il 1994 l'Emilia-Romagna si trasforma in una zona di guerra, rapine, agguati, uccisioni, tutto veloce, tutto chirurgico, sempre con la stessa firma, una Fiat Uno bianca. 24 morti, 102 feriti, 5 miliardi di lire rubati. Si pensa a criminali comuni, ma i dettagli non tornano. Armi da guerra, moventi tattici, freddezza assoluta. La via Crucis è lunga. 1989, Bologna, quartiere Pilastro. 3 agenti uccisi durante un pattugliamento. 1990, Cesena. Un ragazzo di 21 anni muore durante una rapina, senza aver reagito. 1991, Bologna. 2 carabinieri vengono freddati con colpi alla nuca. Si spara, anche quando non serve. Poi il colpo di scena. I killer sono poliziotti. Sono i fratelli Savi, Fabio, Pierluigi e Roberto. Uno guida, uno spara, uno copre. Fabio è il leader. Pierluigi è agente scelto a Bologna. Roberto, il più giovane, sa tutto, ma partecipa poco. Per 7 anni agiscono dentro il sistema. Sfruttano la divisa per passare inosservati. Conoscono turni, pattugliamenti, procedure e li usano contro. I fratelli vengono arrestati nel novembre del 1994 e condannati nel 1996. Dicembre 2005, Fabio Savi viene trasferito nel carcere di massima sicurezza di Utta in Sardegna, l'isola dove tutto è cominciato. Nel 2018 chiede il trasferimento a Bollate per rieducazione. Lì c'è già il fratello. La polemica esplode. I familiari delle vittime parlano di scandalo perché certe ferite non si ricuciono con il tempo. Oggi Umberto Erriu vive nella memoria. A lui è intitolata la caserma di Molinella, la stazione di Simagis, 2 sezioni dell'Associazione Nazionale Carabinieri. Nel 2017 i giardini di via Messina, a Oristano, portano il suo nome. Ogni anno, aprile dopo aprile, la madre è lì,
con i fiori e il silenzio. Quello che solo chi ha perso un figlio sa davvero ascoltare. La 1 bianca è finita, ma il suo vento non si è fermato. In Sardegna il nome di Umberto Irriu è inciso nella pietra e il sangue che cade sull'asfalto non evapora mai. Questo è Sardegna Criminale. Io sono Michela Mancini. A presto per una nuova storia di sangue, memoria e resistenza.